I luoghi sono quelli della provincia veneziana, Mestre, Chioggia, Caorle. Le musiche, quelle balcaniche di Goran Bregovic e le italianissime degli anni 60. Si intitola Matrioska e parla dell'imprenditoria straniera nel nostro territorio, il cortometraggio di Maurizio Linetti che la Confartigianato e Venezia Opportunità hanno inserito nel progetto Immigrazione uguale risorsa. Il messaggio infatti è questo: a dispetto di fastidi e delle perplessità che possono sorgere, la presenza di titolari d'aziende immigrati costituisce una risorsa importante per la nostra economia e per la società. Ne è convinta l'Unione Provinciale Artigiani che la prossima settimana al Parco Hotel Ai Pini di Mestre presenterà al pubblico e alle istituzioni il film e gli esiti di una ricerca. Secondo i dati anticipati, i titolari o soci d'azienda operanti nel veneziano sono 6.800, l'11% del totale, e le imprese hanno raggiunto le 6.340 unità. I settori sui quali si concentrano gli investimenti sono l'industria, col 53% di imprese, i servizi, l'edilizia e il commercio. La maggior parte degli imprenditori, inoltre, oltre il 40%, proviene dall'Est Europa, il 19% invece dall'Asia orientale. E si stanno delineando anche delle specializzazioni per aree geografiche. Ad esempio, l'edilizia è appannaggio di titolari che provengono dall'Europa orientale, mentre nel commercio all'ingrosso e al dettaglio e nel manufatturiero è rilevante la provenienza dall'Asia, soprattutto dalla Cina. Un quadro d'insieme, quello tracciato dagli artigiani, con un obiettivo ben preciso: confrontarsi, dati alla mano, con enti, istituzioni e istituti di credito per elaborare soluzioni efficaci al rilancio delle piccole e medie imprese del territorio. Lungi dal costituire un ostacolo, infatti, per l'associazione, le aziende straniere offrono una spinta allo sviluppo locale e in questo periodo di crisi la speranza è che anche grazie agli investimenti stranieri il mercato torni a muoversi.